La questione dell'aggressività da parte degli utenti nei confronti del personale sanitario e degli operatori che lavorano in ambito sociosanitario non è una novità, purtroppo. Insulti, minacce, aggressioni, pronto soccorso, ambulatori che diventano luoghi dove esplode la tensione, vittime, operatori sanitari. Un fenomeno non nuovo ma in crescita, archiviata rapidamente la parentesi del Covid con i medici come eroi. Gli utenti perché agiscono così? Perché le persone si trovano ad agire aggressività? Perché stanno vivendo un momento di forte difficoltà, che non riescono a elaborare, a gestire in altra maniera che non con questa espressione aggressiva di questo sentimento. Tanti gli episodi anche in Veneto. Poche settimane fa al San Bortolo di Vicenza una dottoressa viene assalita dai familiari di un ricoverato. Allo IOF di Padova un'altra dottoressa viene addirittura accoltellata. A impugnare l'arma un paziente e sono solo alcuni esempi. Servono controlli e formazioni su come prevenire e gestire situazioni di rischio. I datori di lavoro devono sapere che devono organizzare formazioni, eventi, momenti di confronto per fare in modo che gli operatori si sentano sempre più sicuri nel proprio ambiente. Forse negli ultimi anni questi episodi sono aumentati in ambito sanitario, forse un po' tutti si sentono capaci di dare delle risposte o pretendono certi tipi di risposte e quando non la trovano questo aumenta la possibilità di un agito aggressivo.